c'è l'intenzione da parte del privato e del comune di costruire comunque in quest'area. Sebbene il progetto per un albergo, appartamenti e bungalow sia stato accantonato, il comitato spontaneo non esulta perché teme che colate di cemento possano comunque interessare l'area al confine fra i territori comunali di Abano e di Teolo. La società che si era aggiudicata all'asta il terreno potrebbe presentare un nuovo progetto, magari meno impattante. Anche la dichiarazione del sovrintendente Tinè sulla stampa che afferma che il progetto era senz'altro impattante ma che poco e bello, quindi ha intenzione comunque di approvare probabilmente un altro progetto magari ridotto. Un'area paesaggistica va mantenuta come in ipotesi una tela di un grande pittore. Se si scopre che una tela è di Leonardo, la si deve conservare come tale. La Corte Costituzionale non sembra lasciar dubbi in proposito. Mette all'angolo ogni tipo di atto, contratto e accordo incompatibile con questa natura. La riattivazione di concessioni minerarie per l'estrazione di acqua termale è però vista come un segnale preoccupante. Sicuramente per alimentare piscine o un albergo, insomma, per avere l'acqua calda. Vuol dire che stanno lavorando perché vogliono assolutamente edificare questa zona, cementificare questa zona.